Allora, benissimo, possiamo proseguire con il professor Rocca Tagliati, che lo sappiamo tutti qui, è uno dei massimi e più autorevoli esponenti della musicologia italiana, è professore ordinario all'Università di Ferrara, direttore del comitato scientifico dell'Istituto Nazionale di Studi Verdiani, co-direttore della rivista e saggiatore musicale e dell'edizione critica delle opere di Vincenzo Bellini di Casa Ricordi. La sua produzione scientifica si concentra per lo più sulla drammaturgia e la storia dell'opera italiana, con un interesse particolare per la librettologia. Ha dedicato studi a opere di Paisiello, Meyerbeer, Donizetti, Alevi, Berio, eccetera, oltre che alla storia musicale di vari centri del nord Italia e alla musica strumentale austro-tedesca tra 7 e 800. Tra le sue pubblicazioni è doveroso menzionare le monografie su Felice Romani, Ferrara da spettacolo, vicende, persone, denari nell'organizzazione del teatro comunale, musica e società, i suoi contributi imprescindibili sulla drammaturgia verdiana. E voglio infine ricordare che è coordinatore scientifico del progetto Music Theatre and New Technologies, che presenta non poche intersezioni proprio con il nostro dottorato. A lui la parola. Grazie collega Bissoli, buongiorno a tutti, grazie al Conservatorio di Castelfranco Veneto per il suo invito e a Paolo Troncon per la perfetta organizzazione. Io sono qua per lanciare un messaggio in bottiglia, mi verrebbe da dire, nelle varie vesti che sono state elencate, ma ovviamente in special modo in una veste, cioè quella di un universitario ormai di lungo corso, ahimè, che fa parte di un dottorato di ricerca da tanti anni, ha formato dottori di ricerca in campo musicologico e continua a occuparsi anche un po' di organizzazione e gestione delle cose universitarie, alcune esperienze anche negli organi del mio Ateneo. Questa è ovviamente una veste. L'altra veste è quella di persona e studioso che gestisce organi di comunicazione scientifica della nostra disciplina, si è menzionato prima un paio di riviste, e in quest'ultima veste, come condirettore del saggiatore musicale, noi abbiamo rivolto ultimamente, uscirà il numero fra poche settimane, un'attenzione particolare a questo fenomeno di cui stiamo parlando, i dottorati di orientamento musicale e artistico che sono stati varati e inserendoli nel quadro delle riflessioni che un po' tutta la comunità musicologica, sia quella che si riunisce attorno a quella rivista, attorno a quell'associazione, ma in generale hanno avuto modo di svolgere negli anni. E parlo quindi in questa doppia veste sostanzialmente. E la prima considerazione da fare è che in effetti in maniera inedita abbiamo avuto, e tutti ne siamo contentissimi, un riversamento di risorse sulla ricerca musicale e musicologica in genere molto ampio con questi provvedimenti che sono stati presi. Appena citati il collega Bissoli, anche il PNRR con i progetti di ricerca per l'internazionalizzazione e poi naturalmente questi ultimi due decreti, 260 borse in tutta Italia per i conservatori in questo 40° ciclo sono un fenomeno del tutto inaspettato, fortunato e rispetto al quale confrontarsi è non solo doveroso, necessario anche alla luce, non so se tutti voi conoscete le condizioni in cui in realtà il dottorato di ricerca musicologico si ritrova nelle università italiane. Noi, tutto sommato, se arriviamo a 20 borse annuali per ciclo come dottorati di musicologia in tutta Italia, è parecchio, è molto, e queste borse dottorali sono spesso annegate in dottorati multidisciplinari perché l'incrocio di una serie di normative ha fatto sì che la più parte dei nostri dottorati di ricerca siano multidisciplinari in campo delle materie umanistiche. Quindi ovviamente da parte nostra vedere che
in un colpo solo, grazie al PNRR, sono state riversate tutte queste risorse verso il musicale e la ricerca e la formazione di terzo grado verso il musicale, non può che essere salutato con grandissimo favore. Naturalmente il raccolto che da questo seminagione può derivare lascia però degli spazi di incertezza, che non dipendono né da noi né da voi, anche da cose generali. La prima constatazione generale, la sfiorava un attimo fa la collega Magnaci, è che in Italia a tutt'oggi il titolo di dottore di ricerca non ha riconoscimenti né normativi né sociali paragonabili a quelli che ci sono per altri titoli. La spendibilità del titolo di dottore di ricerca va solo verso gli impieghi della ricerca a tutt'oggi e quindi viceversa nei paesi angloamericani uno con un PhD lo può spendere anche a curriculum e a concorso o a colloquio in 50.000 ambiti diversi che non sono quelli della propria specializzazione. Di modo che questo è un elemento generale che riguarda tutti i dottorandi dell'università italiana, mica solo musicologici, di tutte le discipline. Le associazioni dei dottorandi universitari battagliano da anni da questo punto di vista e ahimè va detto che anche i 260 dottorandi dei conservatori si ritroveranno in questa condizione. Quindi questo è un elemento generale che prescinde da tutti noi. Sulla problematicità del raccolto c'è poi una questione epistemologica, una questione concettuale generale, che però in altri paesi si è avanzato parecchio nella riflessione specifica, bisogna che questa riflessione specifica venga avanti anche da noi, che è la definizione di ricerca artistica. So che è un tema che correrà anche nelle relazioni successive, che purtroppo, lo dico in premessa e mi scuso, sono costernato, devo scappare via per impegni che avevo preso prima dell'invito gentile di Paolo Troncone, e quindi a un certo punto sparirò da questo tavolo, non riuscirò a seguire tutta la mattinata. Ma dicevo, la definizione di ricerca artistica ha bisogno di approfondimenti. L'evento performativo, nel momento in cui si dà come tale, rischia di mantenere effimere quelle caratteristiche che di solito sono specifiche della ricerca, cioè originalità e progresso della conoscenza, no? Che sono i punti chiave quando parliamo di avanzamento di ricerca scientifica. Ecco, lì c'è da lavorare di approfondimento concettuale. E terza cosa, è chiaro che rispetto alla classificazione che ha la produttività scientifica come siamo abituati a gestirla noi, cioè quella dei prodotti scientifici, che sono tipicamente le pubblicazioni, edizioni critiche e così via, bisogna vedere la ricerca artistica nel momento in cui si va a solidificare, se è in grado di corrispondere o se invece sia necessario cominciare a pensare una definizione diversa del concetto di prodotto, che è un po' problematico, lo possiamo dire di fronte a un autorevole esponente dell'ambito. Detto questo, incertezze di prospettive, io stesso ho ricevuto segnali poi di qualche disagio anche interno di amici, colleghi che lavorano nei conservatori, sulla gestione di queste montagne di risorse, no? Imbarazzi generati da scarsità di dotazioni interne utili alla ricerca, spazi negli orari cattedra, ho sentito delle difficoltà vere, protocolli di metodo che vanno approfonditi, le biblioteche, magari nei conservatori esistono qua e là, ma biblioteche storiche anche di universale importanza, ma che magari fanno fatica a mantenersi aggiornate per i fondi specifici, no? sulla bibliografia internazionale più aggiornata, e così via. Difficoltà strutturali nella attuazione dell'impresa. Allora, dicevo del messaggio in bottiglia, io vado dritto al punto. Secondo me, anche guardando le prospettive, e ci tornerò sopra,
A me come persona, a me come studioso, a me come condirettore del saggiatore musicale e partecipante all'Associazione Docenti Universitari di Musica per tanti anni, viene spontanea una suggestione. Non è forse venuto il momento di unire le forze tra conservatori e università, incrociando le rispettive competenze? Non è che sia venuta matura la sperimentazione di un Politecnico dell'arte musicale che forse potrebbe avviarsi in questa contingenza, ma poi per svilupparsi verso il futuro, proprio dalla collaborazione stretta, magari all'interno degli stessi collegi dottorali, c'era un accenno di nuovo nella relazione che mi ha preceduta, al livello più alto degli studi musicali e musicologici previsto dagli ordinamenti, cioè il dottorato di ricerca. Vogliamo partire da lì? Guardate bene, questa è un'istanza che dal mondo universitario era venuta, noi, posso dire tranquillamente, ero in pista già 30 anni fa purtroppo, era venuta fin dall'inizio come profferta di integrazione. Poi sono successe tante cose, il legislatore ha preso altre strade, però in questa contingenza, pensando anche alla prospettiva, riusciamo a fare qualcosa del genere? Possiamo farlo? Secondo me ci sono tutti gli elementi di maturazione da questo punto di vista, sia di normativa, sia di maturità nelle rispettive discipline, di dialogo continuo che c'è fra colleghi delle une e delle altre istituzioni, le stesse sperimentazioni che stiamo facendo nel campo della progettualità per l'internazionalizzazione, stiamo lavorando gomito a gomito. Bissoli poco fa citava carinamente anche quell'altro ruolo che mi hanno chiesto gli amici veneti di assumere. Insomma, lavoriamo in questo senso, anche perché forse ci sono anche delle battaglie comuni in cui potrebbe essere utile rinforzarsi gli uni con gli altri. Non so, parlando ieri sera a cena, scusate, vado molto sul pratico, ma il fatto ad esempio che andiamo a formare dei dottori di ricerca in campo AFAM, ma l'AFAM non ha la figura di ingresso nei ruoli, non ha la figura del ricercatore, che è la figura che noi abbiamo. Vogliamo fare una battaglia comune da questo punto di vista per costruire questa cosa. Insomma, io credo che ci sia solo da guadagnarne per tutti se uniamo le forze, anche perché tanto per l'università quanto per i conservatori questa pioggia di risorse non durerà all'infinito e ne siamo coscienti tutti, di modo che di fronte alla stringersi che accadrà fra un ciclo, 2 cicli, non so quando potrà accadere, delle risorse destinate a queste cose, ci sarà da fare, secondo me, corpo comune, perché, come dire, toccherà andare dove c'è della produzione musicale, a vedere se riusciamo, o degli enti culturali specifici dove ci possono essere altri tipi di risorse statali da convogliare. Insomma, c'è tutto un lavoro da fare anche per assicurare prospettiva al dottorato artistico in campo conservatoriale, io la dico così, in campo musicale, e dentro ci tengo tutto, con tutti i curricula che sono stati evocati. Ecco, questo è un po' il messaggio che mi sento di portare, non so a nome di, cioè, insomma, a nome di quello che posso rappresentare, di qualche collega che firma con me i testi che andrete a leggere fra poche settimane, e un pochino questa istanza del lavorare insieme e riuscire a costruire qualcosa in campo musicale che stesse a cavallo fra università e AFAM, magari, appunto, lo ribadisco, dal livello più elevato, è a portata di mano. Se vogliamo, non consiglio a nessuno dei conservatori di venire dentro ai nostri collegi dottorali, perché c'è chi sta facendo esperienza su dottorati multidisciplinari. Mi riferisco ai colleghi che ad esempio sono entrati nel collegio dottorale di un'università qua vicina nell'ambito del progetto di internazionalizzazione MTNT, sa quanto può essere dispersivo quel tipo d'ambiente. Viceversa, forse può essere utile se i collegi dottorali dei dottorati specificamente musicali vengono integrati da altre persone di formazione specifica. Insomma, c'è solo campo per ragionarci sopra. Come vedete, do
suggestioni, do ipotesi, non sono qua a dare risposte. Però mi pare abbastanza nitido, mi pare abbastanza chiaro che ci sono alcuni campi comuni di impegno nell'immediato futuro, se vogliamo, che presuppongono lavoro insieme e reciproca fiducia. E allora, se vado a riassumere quello che ho detto, dandogli un minimo di ordine, uno, c'è un lavoro, battaglia insieme, ma qui all'estero sono più avanti di noi, si tratta comunque di andare a sceverare sulla definizione di ricerca artistica e l'irrobustimento della stessa definizione. Insomma, era del tutto comprensibile che 20 anni fa, quando si partì a fare ricerca artistica, ci fosse un rigetto rispetto alla musicologia, ma era una sloganistica di partenza, di autoaffermazione. È ovvio che nel momento in cui si va a lavorare nel campo della ricerca artistica, può essere che le esperienze di 140 anni della musicologia possano venire buone nel momento in cui si lavora insieme rispetto al testi, la resa dei testi e così. Comunque, lavoriamoci, c'è del lavoro concettuale da fare, come dicevo prima durante la relazione. Due, secondo me, anche dal nostro piccolo campo, unendo la forza, una battaglia sulla spendibilità del titolo dottorale, unendosi alle spinte che ci sono da questo punto di vista, proprio per l'affermazione anche culturale in questo paese, che esiste un livello sommo della formazione che si spinge verso la ricerca, che crea persone di un livello di preparazione e di competenze più elevato che la società può sfruttare e mettere utilmente a frutto anche al di là degli ingressi in accademia. Poi naturalmente, l'adeguamento normativo a cui facevo cenno prima, andare a strutturare meglio anche in parallelo le figure di ingresso di tipo ricercatore, cui faceva cenno anche Magnaci poco fa, è una cosa importante nel quadro ovviamente dell'adeguamento normativo complessivo che purtroppo a 20 più anni dalla 508 è ancora in fieri. 4. Lavoro insieme, per quando i tempi si faranno un pochino più scarsi, un pochino più avari, per lavorare insieme verso i mondi della musica e anche i mondi della sponsorship rispetto alla musica, per far sì che vengano veicolati anche verso questi segmenti della formazione. 5. Non l'ho citato fin qua, lo cito ora, ma si parlava di patrimoni musicali, c'è un filone, no? Anche dei vostri dottorati dedicati ai patrimoni musicali. Anche lì, da tanti anni abbiamo fatto battaglia. Qui c'è stata sia l'Associazione dei Docenti Universitari di Musica, sia l'Associazione Insaggiatore Musicale, che hanno lavorato per il riconoscimento della definizione di bene culturale musicale nelle normative del Ministero dei Beni Culturali. Qualche risultato l'abbiamo ottenuto, da qualche tempo c'è il funzionario musicale nella declaratoria delle figure professionali. E abbiamo una scuola di specializzazione in beni musicali in quel di Ravenna. Ma capite bene che se cominciamo a lavorare sul serio su questa cosa, è uno dei patrimoni degli heritage più rilevanti del paese, insieme ai tanti altri, ben inteso, che strumenti, biblioteche, manoscritti, edifici teatrali, no? E così via. Anche lì è tutto un campo in cui unire le forze, a parer mio, sarebbe estremamente opportuno. Ecco, il tempo mio è più o meno esaurito, quello che volevo dire l'ho detto. Un messaggio, naturalmente mi riguarderò e seguirò in differita i lavori di questa mattinata, devo scappare all'università, ho degli impegni e quindi con molto dispiacere lascerò questo tavolo fra non molto, ma intanto spero di avervi consegnato queste riflessioni, queste consapevolezze, ma soprattutto le disponibilità a un lavoro comune che chi mi conosce sa che c'è sempre stato e che auspico possa esserci fra colleghi con voi, con tanti di voi, quelli già più professionalizzati, quelli in formazione, e con tanti anche colleghi universitari. Grazie dell'attenzione.